Quest'anno siamo riusciti a portare il 17° campionato nazionale di karate a Mantova, Mantova che è città dello sport 2019, insieme al Centro Sportivo Italiano, una manifestazione notevole, forse la più grande che c'è stata mai in provincia di Mantova di arti marziali, che comprende sia il karate che il kobudo. Sono circa 700 atleti in totale, per un totale di quasi 2000 prove nella giornata di oggi fino a sera. Questa è una finale nazionale, dopo che si sono svolte tutte le qualificazioni provinciali e regionali nelle varie regioni d'Italia. Noi siamo presenti come Karate Mantova in vari comuni, da Mantova città a Marmirolo, a Goito, a Sustinente, e siamo anche presenti fuori provincia, quindi anche già nel Trentino, a Rovereto, e anche a Lugano, fuori Italia anche abbiamo una nostra scuola. Nei kobudo si utilizzano armi povere, quindi abbiamo 4 armi principali che vengono insegnate fino alla cintura nera, che sono il bastone lungo di legno, il nunchaku, che sono 2 legni corti uniti da una corda, abbiamo i sai in ferro a forma di tridente, e i tunkwa o tonfa, che sono dei manici paravambraccio che vengono tuttora utilizzati dalla polizia giapponese. Dopodiché ci sono tutta una serie di altre armi secondarie meno conosciute che si utilizzano dalla cintura nera in poi. Noi promuoviamo questa arte marziale qui a Mantova e insegniamo nelle palestre di Marmirolo e Goito il martedì e il giovedì, quindi poi chiunque volesse provare anche quest'arte marziale un po' meno conosciuta ma comunque molto affascinante può venire da noi in palestra. Diciamo che da parte di kata forma gli arbitri di solito sono dal 3 ai 5 e lì si giudica qualsiasi tipo di posizione del piede, della mano. È molto difficile anche perché questi ragazzi vengono da lontano e un kata, diciamo, una forma dura 1 minuto circa, quindi si stanno giocando tutto su 1 minuto e quindi arrivano molto preparati, insomma, questi ragazzi. Karate Shotokan Kurdo. L'organizzazione del CSI con questa manifestazione ha dimostrato le sue capacità organizzative e portato a Mantova un numeroso gruppo di atleti che rappresentano praticamente il karate nazionale. Per il Centro Sportivo Italiano sicuramente un appuntamento importante che ci definisce la qualità di questo sport che negli ultimi anni ha fatto dei progressi notevoli sul territorio nazionale. Mantova è ben rappresentata e speriamo che la manifestazione riesca ad avere delle ottime performance da parte di tutti gli atleti e di tutta l'organizzazione.